Vi siete mai chiesti come mai nel corso di questi anni, ma soprattutto di questo periodo, spesso quando noi cerchiamo la notizia meteo che fa il caso nostro, per esempio legata all'Italia, ma soprattutto alla nostra regione, vengono e spuntano fuori dei video fasulli, dei video che io chiamo fasulli perché alla fine non diffondono e non divulgano delle notizie che sono vere e soprattutto non diffondono delle notizie basate sulla propria passione, perché bisogna avere una passione, divulgazione scientifica, esperienza anche nel campo per saper diffondere notizie meteo in modo vero, proprio, significativo. E in questo caso ci troviamo davanti a dei video quando, per esempio, nel campo mi riferisco ad YouTube, quando noi cerchiamo dei video legati al meteo in Italia, spuntano fuori, per esempio, delle miniature come questa. Cioè, una miniatura con il colonnello Guido Guidi, tenente colonnello dell'aeronautica militare, che sembra sia lui a spiegare la previsione meteo. Quando noi clicchiamo in realtà il contenuto che ci viene proposto e alla fine chi è che ci spiega e cos'è che vediamo? Vediamo qualcosa di inaspettato. Allarme di un uragano molto forte che travolgerà l'Italia, con allagamenti e grandine molto grossa. Un'ondata di maltempo ha colpito più di 12 province, ma prima spero che tutti voi ci sosteniate e ci incoraggiate premendo il pulsante. Mi piace per questo video. Lavoriamo molto duramente per realizzare questi video per voi. Quindi, come vedi sulla mappa davanti a te, a partire da martedì 8 ottobre 2024, un temporale molto violento entrerà in Italia. Questa tempesta potrebbe trasformarsi in un uragano molto forte che avrà come centro... Ecco, abbiamo sentito anche un termine uragano, quando in realtà sapete che in realtà l'uragano, ve lo dico subito, è un ciclone tropicale, subtropicale che si forma sulle acque dell'Oceano Pacifico, Atlantico. Ecco, allora non si formano in Italia. Ecco, questo ve lo dico subito. Ma come ha creato questo video? Beh, è semplice, basta andare sul sito Windy, trovate tutte le informazioni, andate sulla pagina Windy, su questo sito che ve lo consiglio molto per quanto riguarda il radar. Legato al radar ve lo consiglio, molto affidabile dal punto di vista del radar, dei fulmini, delle precipitazioni in tempo reale, ma non per i modelli legati al breve, medio e lungo termine. Vi consiglio in quello caso di affidarvi alle app modellistiche e alle spiegazioni che vi danno i meteorologi di consueto. Inutile perché, diciamolo, è utile se volete vedere dal punto di vista modellistico, se vi interessa quando arriveranno le piogge, ma essendo che questi modelli sono poco aggiornati e si aggiornano pochissimo, è uno dei siti modellistici poco affidabili, intuibili, perché le grafiche dei temporali e della pioggia è davvero poco definita e non è spesso chiara. Quindi ve lo consiglio da questo punto di vista e soprattutto anche per utilizzarlo come app meteo, essendo che si basa principalmente sul tema del modello GFS, che è quello americano. Ma comunque andiamo a vedere come ha creato questo video. Basta andare su questo sito o su numerosi siti di voci robotiche, andiamo qui e boom, prendiamo Isabella, eccola qua. Posta al centro della penisola, Roma è anche il principale nodo Insomma, ce ne sono davvero diverse di voci. Ormai l'intelligenza artificiale soprattutto sta aiutando molto a creare questi temi. Uno straniero qualsiasi può andare qui, scrivere il suo testo, spiegare tramite il testo, digitare e poi questa voce robotica potrà spiegarlo a modo suo invece di quello che lo dice insomma la persona straniera. Ecco, creiamo l'audio e insomma lui ci creerà l'audio e poi andremo a fare il video. Banale come cosa, banale, e si può fare veramente in un secondo, si può fare il download e insomma potete farlo anche da casa. Wow, sembra davvero molto semplice. Bene, dopo aver completato un po' velocemente questo, faccio vedere il risultato. Cari spettatori meteo, buongiorno. Vi invito ad iscrivervi al canale per non perdere i prossimi video. Grazie.
La fase stabile con bel tempo sull'Italia non durerà ed avremo più instabilità dalla prossima settimana con piogge e temporali su tutta Italia a partire dal nord fino al sud. La particolarità sarà il rischio nubifragi su Lombardia, Veneto, Liguria, Toscana ed Emilia con temperature fresche. Tutto questo per dirvi cosa? Che questi video sono frutto di persone che non diffondono la propria passione ovviamente e che lo fanno solo per i soldi, perché queste persone giustamente caricano contenuti ogni ora del giorno praticamente, e lo fanno giustamente per avere visualizzazioni, per avere l'attenzione di un pubblico più alto e di conseguenza attirare, fare soldi e trarci un guadagno davvero elevato, dando contenuti puramente falsi. Le persone ci cascano a pennello, sono soprattutto gli anziani. Sono molto, molto orgoglioso comunque di avervi tutti quanti vicino a me, che mi supportate e che vi trasmetta di conseguenza i contenuti meteo ogni settimana. Lo faccio ovviamente non spesso, io sono appassionato, però ragazzi, calmatevi, questo non è il mio lavoro, io il mio primo lavoro ce l'ho e questo è una passione che voglio continuare a divulgare assieme a voi per darvi ovviamente delle previsioni che sono più affidabili e con i consueti aggiornamenti. E spero lo apprezziate, io continuerò a farlo e continuate a supportarvi e iscrivervi al canale per non perdere i prossimi contenuti. Grazie.